Eccoci qua, una buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati, benvenuti a questa puntata di TV7 Match. Buonasera Ermanno. Buonasera Tullio. Allora, anche quest'oggi abbiamo messo, come dire, nel menù parecchie cose, direi, come dire, interessanti, possiamo dire così. Diciamo che partiamo ricollegandoci alla puntata anche della settimana scorsa per quanto riguarda l'Europa, no? La situazione un po', come dire, possiamo definirla ballerina? No, non è ballerina, è molto stabile, nel senso che è un argomento che affronteremo nelle prossime puntate, come l'Europa, cioè l'insieme delle varie nazioni e dei vari popoli, viene regolarmente truffata dagli stessi governanti dell'Europa. Non c'è un controllo dell'Europa. Quindi se in questo momento abbiamo una reazione da parte della popolazione, è determinata solo dal fatto che se ne escono fuori dall'Europa attraverso stati europei truffaldini migliaia di miliardi vuol dire che superano il bilancio di qualche Stato. Allora, se questi soldi restassero in Europa, probabilmente le cose andrebbero diversamente. E quindi la gente non andrebbe per le strade vestito di giallo e potrebbe fare il suo mestiere e potremmo avere un futuro diverso, perché reinvestire in Europa i proventi dell'Europa è una buona cosa. Poi si possono anche investire altrove, ma non eludere le tasse sostanzialmente. Quindi abbiamo un'elusione fiscale da parte delle multinazionali che supera i 1.000 miliardi. Certo. Beh, quindi di questo parleremo nelle prossime puntate. Presentiamo gli ospiti che abbiamo con noi questa sera. Buonasera Pietrangelo Pettenò, buonasera, Sinistra Veneta, grazie di essere qua nei nostri studi, grazie ad Antonio Guadagnini, consigliere regionale di Siamo Veneto, buonasera, grazie anche a lei, e poi abbiamo un esponente di Forza Italia, buonasera a Fabio Maggio, grazie anche a lei di essere qua. Ermanno, partiamo con le nostre ricorrenze storiche. Questa sera ne abbiamo due, ve le ricordiamo nella sigla di Memorandum. Memorandum, storia e memoria. 10 dicembre 1520. Martin Lutero brucia la bolla papale Exsurge Domine, un gesto che chiude ogni possibilità di riappacificazione con la Chiesa Cattolica e con il Papa Leone X. 13 dicembre 1545. Si apre il Concilio di Trento indetto da Papa Paolo III. Obiettivo la riforma della Chiesa Cattolica, la discussione in materia di dogma e dottrina e la reazione alle dottrine calvinista e luterana. Allora, due date che possiamo dire che sono collegate tra loro, Ermanno. Allora, sono due date che a distanza di 25 anni sono una la successione dell'altra, cioè c'è una sequenza, una consecutio tra il 1520 e il 1545, che porteranno ambedue a un terzo evento di cui oggi non abbiamo la ricorrenza, che è la guerra dei 30 anni. Ecco, questo è molto interessante perché il Concilio di Trento nasce appunto da questa rottura del mondo cristiano cattolico, dove una parte dell'Europa non riconosce più il potere temporale dei papi. E da qui appunto nasce il fatto che Martin Lutero, che aveva scritto ben 95 tesi su come la Chiesa non era coerente con il Vangelo, viene richiesto a Martin Lutero di
ritrattare almeno 41 di queste posizioni, quindi diciamo che la maggior parte della Chiesa le aveva comunque accettate perché erano troppo ovvie, e le mette sotto un punto di vista teologico, sui principi della teologia, non sui principi concreti che invece Martino Lutero aveva portato avanti. E allora vi proponiamo, introduciamo l'argomento proponendovi un breve brano di un film appunto dedicato alla vita di Martino Lutero. Sentiamo. Sappiamo entrambi che la vendita delle indulgenze non trova alcun riscontro nelle scritture. Se la gente comune potesse leggere la Bibbia per suo conto, comprenderebbe quanto libera sia l'interpretazione che ne dà la Chiesa. Questo è oltraggioso. Le scritture sono troppo complesse anche per un normale sacerdote, figuriamoci per l'uomo comune. Le indulgenze sono ormai una tradizione e forniscono conforto a milioni di semplici cristiani. Conforto, Eminenza, a me non interessa il conforto, non di questo si tratta qui. Quindi tu consideri il tuo disagio personale più importante della sopravvivenza della cristianità? Per me conta solo la verità. La verità. I turchi stanno ammassando eserciti sui nostri confini orientali. La guerra è ormai alle porte. A Occidente c'è un mondo di anime che non hanno mai sentito nominare Cristo. Questa è la verità. La cristianità si sta sgretolando. E quando l'unità è il nostro primo bisogno, tu crei confusione. Che gli scritti di Martin Lutero siano sequestrati e dati alle fiamme. Chiunque oserà ignorare la nostra scomunica e infrangere il bando subirà l'ira di Dio Onnipotente e degli apostoli Pietro e Paolo. Amen. Per ordine di Sua Santità, Papa Leone X, tutti gli scritti di Martin Lutero verranno cancellati per sempre dalla testa della gente. Appicca il fuoco! Lo farà qualcun altro, non io! Questa è ciò che a Roma chiamano una bolla papale, un editto del Papa in persona. Per questo peto papale c'è una sola risposta. Bene, sì, vada a fuoco. Bruciamola! Vada a fuoco. Con il diritto canonico. Vada a fuoco con tutte le menzogne che sono state scritte a Roma. Forza, brucia, consumati. Consumino. Sì, bruciala tutta! Ecco la bolla papale! E allora eccoci qua tornati in studio. Guadagnini, chi era Martin Lutero? Che figura è stata? Ma Lutero era uno dei tanti, come dire, frati, preti, insomma, cattolici, e che aveva da ridire sia sulla dottrina sia sulla condotta della Chiesa nel suo periodo. Tutti gli altri sostanzialmente hanno fatto una tristissima fine, nel senso che sono stati definiti eretici e molto spesso finivano al rogo. Lui ha avuto la fortuna di nascere, di vivere in un momento nel quale un regime politico stava finendo, che era quello dell'impero e del papato, di questo duopolio fra impero e papato, e si stava imponendo un nuovo ordine politico che era quello degli stati nazionali sovrani. I principi di tutta Europa non volevano più pagare le tasse all'impero, non volevano sottostare al potere della Chiesa, e hanno utilizzato, innanzitutto quelli tedeschi, poi tutti gli altri, hanno utilizzato Lutero per cominciare a rivendicare una certa libertà nel proprio territorio. Hanno cominciato dicendo nel nostro territorio ognuno è libero di professare la propria fede, il famoso principio del cuius regio eius religio, che verrà sancito dalla pace d'Augusta del 1555, che appunto questi principi hanno utilizzato Lutero come grimaldello per fare in modo di acquisire potere politico e di in effetti instaurare un nuovo ordine, che è quello che ci governa tutt'oggi, perché dopo il 1555, pace d'Augusta, c'è stata appunto, come avete detto, la guerra di 30 anni, nel 1648 c'è stata la pace di Westfalia, che ha sostanzialmente sancito la fine di un regime politico, quello imperiale e papale, e l'inizio dello Stato nazionale sovrano. Poi Lutero diceva delle cose, insomma, la questione di fondo era quella delle indulgenze, e tutto si concretizzava nel principio che secondo Lutero le opere degli uomini non erano sufficienti per salvarli se Dio aveva già deciso di condannarli, e quindi
come poi lui scrive in polemica con Erasmo da Rotterdam, l'arbitrio non è libero ma è servo. Erasmo, forse il più grande intellettuale dell'epoca, aveva scritto del libero arbitrio, ovvero nella Chiesa Cattolica per il cristianesimo è fondamentale la libertà, e io sono assolutamente d'accordo con Erasmo. Lutero diceva esattamente il contrario, diceva: per quanto tu possa volere, per quanto tu possa agire, se Dio ha deciso di condannarti, tu sei spacciato. Cioè c'era una disputa furiosa sulla faccenda della libertà individuale, di come l'uomo, che margini di manovra aveva l'uomo per riuscire a raggiungere il paradiso, una volta che Dio eventualmente gli avesse prospettato una fine diversa. Secondo me erano tesi, poi io non sono un teologo, però non erano tesi fortissime. Ha avuto appunto la fortuna di non essere consegnato al giudizio della Chiesa, perché i principi tedeschi, soprattutto Massimiliano, se non ricordo male si chiamasse, lo proteggevano. Cioè quando lui andava a testimoniare di fronte ai messi che la Chiesa mandava in Germania, c'era sempre l'accordo sancito dai principi tedeschi, doveva essere lasciato libero, e questa è stata la sua fortuna, perché poi una serie di conseguenze hanno portato a essere famosissimo, cioè l'autore dello scisma, quando molti altri prima di lui avevano provato e avevano avuto un destino totalmente diverso. Scarso successo. Pettenò, la posizione di Lutero è condivisibile secondo lei? Ma io sugli aspetti teologici non mi intrigo, è molto complicato. Però da quello che mi ricordo, insomma, ed è anche qui la vostra scelta, l'attualità, insomma, no? Con i parallelismi che ovviamente possiamo trovare, con tutti i benefici, insomma, del caso. Ma Lutero come un antisistema, cioè Lutero, le 95 tesi che attacca fuori dalla porta della Chiesa sono contro la corruzione della Chiesa. Lui nasce profondamente fin dall'inizio, di origine contadina, popolare, quindi molto anche non aristocratico, eccetera, e nasce con questa, me lo ricordo, insomma, quello poco che mi ricordo ancora dell'epoca, insomma, questa sua crescita anti-istituzione, no? Per cui la Chiesa, l'indulgenza era il mercimonio, cioè il suo attacco alla Chiesa era perché vedeva in questo basta che tu paghi e sei a posto, cioè vedeva questa cosa che era uno scandalo, no? Cioè quindi il suo attacco all'istituzione, la Chiesa, qui un forte, diciamo, anche parallelismo con oggi, cioè lui poi spacca l'Europa, no? In due, quindi un'altra grande, diciamo così, collegamento al dibattito di questi giorni. E però ha anche tante altre questioni, insomma, perché poi è quello che mette insieme dalla frammentazione, no? dei 1000 principi, ognuno di questi aveva una lingua, per cui c'erano 100 lingue, per cui una delle cose che poco si conosce è che lui diventa anche il padre della lingua tedesca, cioè quindi rimette insieme attraverso la Bibbia, eccetera. Cioè mi fa venire in mente questo Lutero, proprio effettivamente un Lutero contro l'istituzione, contro ciò che è consolidato e che si avverte come ingiusto, e per cui la ribellione sua, che ha i connotati religiosi, diceva Antonio, e su cui si può soffermarsi perché sicuramente è una figura emblematica in questa, ma è anche l'uomo, il prelato, il sacerdote, il monaco, eccetera, che fa anche una forte rivendicazione contro l'istituzione Chiesa, in quel caso la Chiesa, perché lui il suo obiettivo era questo, ma l'uomo che appunto vuole combattere... Perché fanno? C'è una ragione morale o una ragione economica? Prego. No, quello che appunto non sono uno studioso di Lutero, ma devo dire che lui si muove, secondo me, da dei principi che aveva etici, morali, rispetto a ciò che ritiene ingiusto, cioè questa è la cosa, anzi combatte proprio il mercimonio, combatte il fatto che si possa monetizzare qualcosa di... Ma il concetto non è solo il fatto di monetizzare. Ah, il concetto che combatteva? No. Cosa? Era un salasso per l'economia dell'Europa dell'epoca, perché tutto
quella quantità di denaro, che denaro era veniva mostruosa, drenato, sì. andava a finire a Roma. Esatto. E Roma navigava sull'oro. Certo. Ecco, questo sì, quindi c'è anche quel risvolto in effetti ovviamente di trattenere quelle risorse, quindi che non fossero spedite altrove, eccetera, impoveriva il territorio. Sì, impoveriva il territorio ed era uno di questo il motivo per cui i principi lo appoggiano. È chiaro. Perché crea uno strappo con un'istituzione che convogliava tutte le risorse dell'Europa a Roma. Ovvio. Ricordiamo le decime, cosa vuol dire? Che se un contadino riusciva a mettere insieme 100 sacchi di grano, 10 sacchi li doveva dare al parroco, che a sua volta intratteneva un sacco, lo dava al vescovo, e tutto il resto andava a finire monetizzato a Roma. Niente rispetto alla pressione fiscale che c'è adesso. Il 10%, adesso siamo a 70-80%. No, era molto più alta. In proporzione. Perché è sull'ordo, non sul netto. Cioè non tassavano su quello che restava. Dice, tu fai 100 sacchi, guadagni su 10, ti metto la tassazione. La differenza paghi le tasse. Sull'utile, sulle tasse. No, era sull'ordo. Sul prodotto. Quindi tutto quello che produci, il 10% deve andare a Roma, ma peggio ancora quando iniziano le crociate, quindi siamo attorno all'anno 1075. I salassoli. Ci sono oltre a quello ci sono le tasse per le crociate, altro 10%. Quindi i principi vessavano tutti i loro naturalmente abitanti e ciascuno di questi doveva dare il 10%, oltre a dare la decima, dava il 10% perché partisse una crociata per andare a liberare il Santo Sepolcro. Potete immaginare l'Europa a che livello eravamo. Ecco, scusi. No, anche perché poi non tornava niente da quelli che le avevano pagate queste crociate, cioè restavano da altre parti ovviamente. Le tasse non tornano mai, non so perché, ma è una tradizione. questo è vero. Certo. Allora, Fabio Maggio, qui ne esce una Chiesa che, come dire, perde credibilità. Beh, si parlava di parallelismi con la modernità e certo la mente non può che andare agli eventi che hanno scosso la Chiesa Cattolica negli ultimi anni. Certo è che la figura di Lutero è una figura, mi viene da dire, di grande leadership in un momento nel quale all'epoca la leadership in Europa era frammentata, lo si ricordava prima, soprattutto nel centro Europa non c'era, la figura dell'imperatore era sbiadita, sovrastata da quella del papato, e Lutero forse recupera in quell'epoca storica una guida morale che era difficile da sottrarre a un papa e a una chiesa estremamente potenti. Lo fa con una grande virtù, con la trasmissione di principi chiari, semplici, comprensibili alla gente comune, dal quale poi viene sostenuto e di fatto difeso. E parallelamente possiamo tornare ad oggi, una situazione in cui in Europa i leader sono smarriti, non ce ne sono, non ci sono grandi come dire, slanci ideali da parte e visioni da parte dei leader politici. Vedono il tramonto i leader politici che hanno fatto gli ultimi 20 anni di storia, una tra tutte Angela Merkel, che nel bene e nel male comunque la si possa giudicare ha fatto la storia degli ultimi 20 anni d'Europa, e lasciano un vuoto parecchio ingombrante, se vogliamo, in un momento in cui serve, e anche i nuovi non hanno... serve una guida forte per un continente che è smarrito sicuramente rispetto a continenti molto voraci, molto forti. Guardiamo la Cina, guardiamo gli Stati Uniti, che possono veramente mettere in difficoltà l'Europa, ma quando parliamo di mettere in difficoltà l'Europa dobbiamo sempre pensare che le conseguenze della debolezza del nostro continente sono le debolezze poi della quotidianità delle persone. Ecco Guadagnini, 20-25 anni dopo che Lutero ha bruciato la bolla papale, la Chiesa apre il Concilio di Trento. Sì, di fatto ormai la separazione è conclamata, e quindi sostanzialmente l'idea di riunire la Chiesa ancora una volta sotto un unico ombrello è fallita in partenza. Il Concilio di Trento è il concilio fatto da quelli che riconoscono l'autorità papale, mentre gli altri se ne sono già andati e sono per conto loro. C'è già lo scisma ha già
compiuto i suoi effetti al 100%, quindi sostanzialmente insomma, la Chiesa se l'è fatta, se l'è giocata e se l'è suonata per conto proprio, perché ha ristabilito dei principi che erano già riconosciuti da chi non aveva accettato le tesi di Lutero, e chi invece aveva accettato le tesi di Lutero non riconosce assolutamente il Concilio di Trento, e la separazione ormai è conclamata. Però io insisto nel dire che la Chiesa ha avuto in molti periodi storici problemi di questo tipo. Dante parla della simonia, che era ancora peggio e quindi Bonifacio VIII, Dante i papi li mette tutti all'inferno, forse qualcuno in purgatorio, nessuno in paradiso. Quindi voglio dire, la Chiesa non ha mai avuto insomma, ha avuto sempre problemi di questo tipo. Molti attori all'interno del cristianesimo hanno denunciato questa cosa. Lutero non ha fatto niente di particolare, ha fatto quello che hanno fatto molti altri, tutti gli altri sono finiti al rogo. Lui, grazie al fatto che un sistema politico era ormai collassato, è riuscito ad avere una protezione politica che gli ha consentito di diventare, ma sostanzialmente non è che dicesse delle cose particolarmente innovative. Ripeto, se uno legge l'Inferno, quelli che vendevano i simoniaci, insomma, sono messi all'inferno e c'è una sfilza che non finisce più. La Chiesa si è sempre finanziata in questo modo, e nel 1500 non c'era assolutamente nessuna novità, era secoli che faceva così. Di conseguenza, ripeto, il problema qui è proprio, secondo me, non teologico, ma è politico. C'era, e questo è veramente importante al giorno d'oggi, un sistema che era durato molti secoli, che era finito. Questi principi avevano acquisito un potere per cui potevano opporsi all'imperatore, anche se l'imperatore era Carlo V, quindi l'impero dove non tramontava mai il sole, che andava dalla Spagna all'Ungheria, quindi un impero veramente impressionante, molto forte. Però questi principi erano stufi di pagare l'obolo sia agli uni che agli altri, e sono riusciti attraverso Lutero, e quindi utilizzando il meccanismo della religione, a dire: io nel mio territorio voglio poter professare la religione che preferisco. Sono riusciti a farsi dare questa, da Carlo V proprio, questa opportunità, e da lì in poi hanno acquisito una serie di poteri che li ha portati a configurare un ordine politico nuovo. Quell'ordine politico che oggi è profondamente in crisi, perché io non sono tanto d'accordo con lei sul fatto che ci sia elusione fiscale, cioè è di questi giorni, l'ha pubblicato ieri il Sole 24 Ore, la notizia secondo la quale, tra l'altro l'ha pubblicato il governo olandese, quindi non si può dire che sia falsa, solo nel 2016 in Olanda le multinazionali hanno denunciato 4.500 miliardi di euro, e hanno pagato su questi 4.500 miliardi 200 miliardi di tasse, quindi più o meno il 4%. E il problema è che oggi... A chi hanno versato? All'Olanda. Dove hanno guadagnato quei soldi? In tutto il mondo. No. Purtroppo, sì, purtroppo in tutta Europa, lasciamo stare il resto del mondo. Ma sì, solo dall'Europa hanno fatturato 1.000 miliardi. Ma oggi il sistema imprenditoriale, ci sono queste catene globali del valore, si chiamano, per cui anche le aziendine, io oggi sono stato in un'azienda, Lady Grappa, a visitarli, realtà che non conoscevo, cioè questi sono leader mondiali in un prodotto che taglia le lamiere, cioè una roba, li riescono a fare solo loro al mondo. Il titolare orgogliosamente mi dice: tu prendi il mappamondo, fallo girare, metti un punto a caso, lì sicuramente noi abbiamo o produzione o vendita, tutti nel mondo comprano il nostro prodotto. Anche aziende di questo tipo che fatturano 20-30 milioni di euro, quindi rispetto a Google che fa centinaia di miliardi, sono ormai organizzate a livello globale, decidono dove pagare le tasse, dove fare la produzione, dove fare il commercio, dove avere l'assistenza fiscale, dove avere l'assistenza di progettazione, eccetera. Sono organizzati in questo modo, sono globali. Quello che bisogna capire è che una struttura Stato-nazionale, come è l'Italia, come è la Francia, ma anche la Germania stessa, che è un po' più federata, che costa per l'Italia, si tratta di 900 miliardi all'anno di spesa pubblica su un PIL di 1.500-1.600, cioè più della metà. Cioè la struttura costa più della metà della ricchezza prodotta. E cosa produce? 3 milioni e 600 impiegati pubblici che onestamente
non so per quale motivo, non danno grandi servizi ai cittadini. Però questo argomento lo dobbiamo trattare dopo, per cui se no quello che mi interessa, se lei non vede un parallelismo, anche se su epoche completamente diverse, tra i gilet gialli e Martin Lutero, questa rivolta contro una situazione economica che era disastrosa, cioè la gente stava male. Eppur diceva bene, il discorso delle indulgenze era fatto in codesta maniera. Bene, tu in questa terra stai male, purtroppo Dio ti ha messo così e tu dovrai sopportare, però quando vai in paradiso, allora lì potrai godere, no? Alle signore si diceva, c'è un bellissimo libro di Jacques Le Goff, quando sarai in paradiso potrai andare a letto col Signore, no? Alle suore, perché dice, mio amico se me resta, no? Ecco. Allora, a dire a un povero che non aveva più niente da perdere, dammi un denaro perché ti guadagnerai il paradiso, diceva bene, salto il pasto, però perlomeno ho guadagnato qualcosa. Questa era la situazione socio-economica, lasciamo stare la religione, no? Che poi contro Lutero l'hanno girata in teologia, perché la teologia era una cosa molto importante, nessuno ne capiva niente. E siccome la teologia viene gestita da chi ha il potere di gestirla, qualsiasi cosa un altro dica, anche se è giusto o può essere sempre. E abbiamo avuto delle guerre, se Dio era 3 in 1 o 1 in 3 mi pare. Famose guerre di religione, ma dietro erano altre cose. Insomma, no? Certo, 500 anni prima, 1045, c'è la scissione dell'impero d'Oriente, dei cristiani di Oriente, quindi gli ortodossi, quelli che hanno creato la religione cristiana assieme a Costantino, e il papato, che Roma. A 500 anni di differenza viene fuori un'altra persona, ma questa persona è una persona fantastica. Cioè una persona che, siccome è tentato dal demonio, perché anche lui ha le sue pulsioni, per esempio sessuali, lo trovano semicongelato nella neve, perché lui si butta in mezzo alla neve e fin tanto che non gli passa, e quindi lo recuperano per sbaglio. Questo era Martin Lutero, persona rigida anche con se stesso. Si flagellava, si torturava per abbattere quello che erano i suoi istinti negativi che venivano condannati. In un viaggio a Roma, allora c'era un papa che si chiamava Borgia, Cibo? Papa Borgia, no? Va a Roma e crede di trovare finalmente quella romanità che tutti parlavano, perché l'informazione era in mano alla Chiesa, qualsiasi altra cosa non poteva passare perché non c'erano i mezzi di comunicazione. Allora lui va a Roma e si rende conto di che cos'è Roma, è una cloaca massima dove niente si può salvare, e torna a casa e dice: così non si può andare, se questa è la Chiesa a cui io appartengo deve essere riformata. La Chiesa, non il cristianesimo, la Chiesa, l'istituzione. Ma soprattutto si rende conto che a Roma sono straricchi e buttano via denari perché costruiscono templi bellissimi eccetera, ma nella Mitteleuropa, nella Europa del Nord, la gente muore di fame. Fuori da Roma. Mi ricorda un po' la situazione attuale. Vero? Allora, ma è sempre rimasta così. Allora, quando torna, fa le 95 tesi. Sì. Ma perché fa le 95 tesi? Ecco l'altro aspetto, perché non viene bruciato, perché c'è un momento in cui i suoi predecessori che denunciavano le stesse cose vengono sacrificati, lui ce la fa. Perché nasce una tecnologia, Gutenberg. E in tempi rapidissimi riesce a diffondere attraverso la stampa tutte le sue idee. E la gente finalmente capisce e condivide. Sì, perché lui traduce in tedesco, perché erano tutti libri in latino e nessuno conosceva il latino. Primo che traduce, a tradurre sia il Nuovo che il Vecchio Testamento. Bravo, ecco, che traduce per primo il Vecchio Testamento in tedesco, quindi la gente comincia a leggere il Testamento che veniva raccontato a voce, ma nessuno aveva possibilità di accedervi.
Ecco, lui è un questo era po' come Dante per l'Italia, lui è per la Germania, è quello che è riuscito a uniformare la lingua tedesca, che anche lì era piena di dialetti. Il suo tedesco è diventato il tedesco. Sì, ma ricordiamo che Dante fu condannato a morte da Bonifacio VIII perché Dante era ambasciatore di Firenze a Roma. Si incontra con Bonifacio VIII e lui perora il caso di Firenze, che ha bisogno di maggiore libertà, di un rapporto diverso, e Bonifacio VIII lo condanna, a seconda delle tradizioni, a 5.000 fiorini d'oro, no? Quindi una cifra che non poteva mettere insieme neanche tutta la vita, e addirittura una condanna a morte che viene poi riconfermata successivamente, quindi dovrà. E il famoso Ghibellin Fuggiasco, che non era Ghibellino, purtroppo il Foscolo ha sbagliato nella sua poesia, ma era guelfo di parte bianca. No? Vincono i guelfi di parte nera e quindi lui deve scappare, eccetera, eccetera. Ma è un altro condannato a morte, come sarebbe stato, ed è uno che vuole ripristinare la Chiesa, vuole modificare la Chiesa, ma ci troviamo di fronte a un Bonifacio VIII il quale inventa e fortifica le concessioni dell'aldilà. Perché Bonifacio VIII, ne parleremo la prossima volta, è quello che inventa l'anno santo, il Giubileo. Il Giubileo, così si risanano le casse. Il Concilio di Trento si riunisce perché tutti i vescovi stavano uscendo fuori dalla Chiesa, quindi c'è un momento che bisogna ricreare la coesione e lo si fa a Trento, e questo concilio durerà 18 anni. Quindi si cerca di ripristinare il potere della Chiesa romana perché ormai è allo sfascio. E lo ripristineranno in maniera solida, in maniera diciamo anche cruenta, e affrontano i 95 tesi, di cui oltre 50 le hanno accettate, quelle di Martin Lutero, la Chiesa le ha accettate, serviranno, li trasformano in discrasie teologiche, cioè teologicamente non stanno in piedi. E allora sulla teologia il campo è abbastanza facile, perché chi decide se è buono o cattivo è sempre il Papa, di conseguenza qualsiasi altra possibilità non c'è. E questo è il punto fondamentale per cui si arriverà piano piano a ricostituire una lega che andrà poi contro la Germania, e nella guerra dei 30 anni diciamo che da 20 milioni circa di, chiamiamoli tedeschi, della zona della Mitteleuropa, ne restano solo 4. E di questi 4, naturalmente, noi abbiamo un Bertolt Brecht che fa un bellissimo pezzo, che è Madre Coraggio e i suoi figli. Cioè è stato questo sterminio dove la gente si rifugiava dentro le foreste perché le città erano state totalmente rase al suolo. Questa è stato, diciamo, una delle tante crociate che non andava più verso l'Oriente, perché Bonifacio VIII aveva chiuso le crociate verso Gerusalemme, ma si facevano verso nord. Vi proponiamo adesso un breve brano teatrale, appunto, di Madre Coraggio. Vediamolo assieme. Come tutti potete vedere, qui in mezzo a voi c'è una ragazza, mia figlia Catherine, morta secondo la storia su un tetto di paglia altissimo. È necessario che qualcuno di voi porti a me qui il corpo della mia bambina affinché il dramma possa concludersi. Il piano dell'opera di Bertolt Brecht prevede che io, Anna Firling, canti una ninna nanna per la mia bambina morta. Però, senza il vostro aiuto, io dovrei piangere mia figlia, senza mia figlia. Quindi attendo che qualcuno di voi, mosso da pietà,
si alzi e me la porti qui. Katrin aveva paura della guerra. Sognava di notte le battaglie, i colpi di cannone, le urla disperate delle donne stuprate dai soldati, il pianto dei bambini. Chissà, forse lei già vive in un altro mondo, che ne sappiamo noi. Noi siamo diventati dei pezzi di legno, non sentiamo più niente. Il cuore si è indurito, le menti si sono offuscate. L'anima se n'è volata via, confusa col fumo degli spari. Ecco qua, allora Isa Danieli in Madre Coraggio, e così ricordiamo anche la guerra dei 30 anni. Un'ultima considerazione, Fabio Maggio, prima di andare in pubblicità. Ma sicuramente le vicende storiche che abbiamo appena visto possono avere dei parallelismi con oggi e dimostrano ancora una volta che il nostro è comunque un continente molto complicato da governare, ma sicuramente sul quale si è fatta la storia e si continuerà a fare. Io sono tra quelli che pensa che la costruzione europea non sia una costruzione recente, ma derivi dal DNA di questo continente in cui si è fatta la patria del diritto, si è fatta la patria della politica. Credo che più andremo avanti, più ci renderemo conto che questa Europa è destinata sicuramente a cambiare, ma è destinata a durare. Bene, allora andiamo in pubblicità perché il tempo è volato, ma torniamo subito, non cambiate canale perché adesso parleremo proprio di Europa, di Macron, della Brexit e dei rapporti anche con Bruxelles. A tra poco.